73esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso, una classica del ciclismo dilettantistico che in parte viene accolta con un po' di tristezza perché si avvicina alla fine della stagione, ma che è attesa con grande trepidazione dai cittadini di Montecatini, perché sanno che la seconda domenica di ottobre, cascasse il mondo, si corre la gara che si è disputata anche durante il periodo del Covid, e dagli sportivi perché sanno che il vincitore che uscirà dal Gran Premio Ezio del Rosso, la tradizionale Viale Verdi, avrà sicuramente un futuro nel mondo del ciclismo. Saranno 176 i chilometri da percorrere. Il percorso è quello rodato, 176 chilometri con diversi passaggi dal centro, da Viale Verdi di Montecatini Terme, che molto probabilmente vedrà nella salita del Vico il giudice di questa 73esima edizione. Una sinergia tra sponsor, amministrazioni e forze locali che rendono possibile la favola del gruppo sportivo Le Casette, che ogni anno si rinnova. Pochi giorni ormai alla partenza della gara, alle ore 12, 11:45 inizieranno a muoversi gli atleti dal centro di Montecatini Terme, dove sarà possibile comunque seguire la gara e dove potrete vedere la gara comunque sui nostri canali. Marco Silvestri, assessore allo sport del comune di Montecatini Terme, pochi giorni al Gran Premio Ezio del Rosso, per voi è anche un esordio, quindi l'emozione è forse raddoppiata se non di più. Assolutamente sì, è un'emozione perché è comunque una gara importante e per Montecatini è molto importante. Poi in più abbiamo comunque l'ex sindaco Bellandi e quindi per noi è veramente un grande onore, un grande onore. La presentazione è una giornata un po' particolare, però meglio oggi la pioggia che non la prossima domenica. Gli ingredienti per lo spettacolo ci sono e l'amministrazione comunale non può che essere vicina. Assolutamente sì, gli ingredienti ci dovrebbero essere perché ha messo bel tempo, quindi si spera che ci sia bel tempo. Quindi meglio oggi, come hai detto te, che domenica. L'amministrazione comunale sarà presente e quindi un in bocca al lupo, un altro in bocca al lupo facciamo. Una curiosità, da cittadino mi immagino io di Montecatini Terme o comunque dell'Interland di Montecatini Terme, il Gran Premio Ezio del Rosso è sempre stato visto un po' dall'esterno. Essendoci ora all'interno, ci si immagina quello che comporta organizzare una gara di questo genere? Sì, perché da fuori non rende l'idea, si pensa tutti quanti che sia semplice, no? Invece in realtà l'organizzazione è abbastanza complessa, ci vogliono tanti volontari, tanto tempo da dedicarci, un'organizzazione importante e quindi ci siamo resi conto ben perfettamente che non è così semplice, assolutamente. Quindi faccio i complimenti all'organizzazione per questo evento organizzato molto bene. Arnaldo Pieri, presidente dell'Associazione Val di Nievole per la lotta contro i tumori, che ospita già la presentazione e poi domenica ospiterà anche tutto il ritrovo. È una funzione diversa, però è il senso di un'associazione per la popolazione. Sì, il senso per la popolazione. Noi siamo un'associazione che fa attività molto concreta sulla salute. Per noi lo sport è un'attività fondamentale per la salute. Secondo me i benefici dello sport sono tali da far diventare necessariamente in gara per la salute e secondo me non ci sono tante altre strade. È dimostrato che anche nella lotta contro i tumori statisticamente chi ha fatto attività sportiva e continua anche a farla ancora meglio ha una difesa talmente più forte da scamparla anche di fronte alle recidive. Per esempio nel tumore al seno, le cito quello, lo screening che abbiamo più percentuali di partecipazioni. Le persone che sono colpite dal tumore al seno nell'attività sportiva trovano benefici, tant'è che hanno una percentuale bassa di ricadute, di recidive, perché sono protette dallo sport. E così questo è il messaggio che noi abbiamo voluto dare. Siamo qui impegnati per la salute, facciamo i 3 screening che noi facciamo: seno, utero e colon, ci battiamo però soprattutto per trasferire la cultura della prevenzione. Se noi si pensa che nel 2030 nella regione Toscana avremo 100 anziani e 70 giovani, se noi non riusciamo a tonificare nel modo migliore l'arrivo delle persone anziane andremo in grosse difficoltà anche sul bilancio della sanità.
del servizio pubblico, quindi abbiamo tutto l'interesse, quindi è un appello che io rivolgo a tutte le associazioni. Il ciclismo è una di quelle discipline principe proprio per la prevenzione, quindi mettiamocela tutta. Noi abbiamo voluto mandare questo messaggio, siamo pronti ad affiancare, diciamo, tutte le iniziative che possono riguardare, anche grazie all'ubicazione che abbiamo qui all'interno di una pineta meravigliosa, un parco bellissimo. Perché non vedere i giovani e anziani venire con le loro biciclette, qualunque essa sia, e fare la classica attività fisica protetta, sicura, in un ambiente come questo. Sarebbe un grossissimo risultato per noi che mandiamo questo messaggio, ma certamente per loro, perché la vita merita riuscirla a vincere e a proseguirla, come capita in questo momento a me, che il primo che ha vinto il Gran Premio del Rosso era un amico mio nato davanti a casa mia, che l'andavamo a mettere a letto tutte le sere perché non andasse a ballare, perché poi la corsa bisognava avere le energie. Insomma, è sicuramente un viatico che credo che sarà importante. Dobbiamo trasformare gli sportivi seduti e farli diventare sportivi attivi. Edita Pucciscaite, quando ci sono due ruote che girano non può far mancare la sua testimonianza, ma soprattutto la sua vicinanza. È una classica, quella del Gran Premio del Rosso, che anche tu, da toscana ormai autoctona, hai imparato ad amare. Assolutamente, io quando sono arrivata in Toscana, e ormai sono decenni, no, che vivo in Toscana, ho subito sentito del Gran Premio del Rosso, ho detto ma che corsa sarà? E poi ho capito che sì, è una corsa molto importante, storica, amata da gente. Siamo cresciuti insieme a questa corsa e ogni anno quando arriva del Rosso arriva quel momento, insomma, che suscita una certa emozione a tutti gli appassionati del ciclismo, me compresa. È una gara che notoriamente chi vince questa gara, se non ha un futuro certo nel ciclismo, comunque ci va molto molto vicino. Sì, è una gara che lancia i ragazzi verso il mondo grande, quindi anche domenica assisteremo, diciamo, a una bellissima sfida e speriamo, insomma, che porti fortuna ai nuovi professionisti che in Italia in questo momento neanche bisogno, insomma, poi vedremo se vince un italiano. Comunque sia, sarà sicuramente una gara spettacolare come ogni anno. Domenico Gatto, comandante della Polizia Municipale di Montecatini Terme, oggi è, come dire, un po' in previsione del lavoro, perché domenica per voi sarà una domenica molto impegnativa, più del normale. Beh sì, sicuramente l'evento del Rosso a noi ci prende molto e stiamo lavorando a questo già da oltre 2 mesi. Gli organizzatori sono molto disponibili nei nostri riguardi, quindi tutto quello che gli chiediamo ce lo fanno e domenica faremo sicuramente una bella corsa, noi da parte nostra, e sicuramente gli atleti faranno una corsa come tutti gli anni molto entusiasmante e che coinvolge tutta la città di Montecatini. Coinvolgendo tutta la città di Montecatini, io immagino che almeno un'idea di base, o se non qualcosa di più, dei numeri che vi coinvolgono, quanti saranno le persone al lavoro, perché sarà al lavoro per una domenica, quanti saranno? Tanto per dare l'idea di quello che comporta una gara. Ok, dal punto di vista nostro come Polizia Municipale saremo 18 a lavorare, mentre per quanto riguarda gli ausiliari che daranno una mano a noi sono circa una 50 su tutto il percorso della corsa. E quindi è un impegno forte da coordinare, ma sicuramente ormai siamo collaudati su questo evento e quindi riproponeremo le cose degli anni passati e sicuramente sarà un successo. Buon lavoro. Grazie. Alessandro Beccherucci, presidente del comitato provinciale pistoiese, ci siamo ormai 5 giorni alla 73esima edizione del Gran Premio Ezio del Rosso. È una gara, io ho detto poco fa, che comunque è attesa dagli sportivi e dai montecatinesi. È una gara che ha una storia talmente lunga, dal 1952 al 2024, sono 72 anni, 73 edizioni. Che dire, è una di quelle gare a cui sono particolarmente legato nella doppia funzione che ho, sia come presidente del comitato provinciale che come amico di Beppe Bellandi, di Mario Pieri e di Fastidio. Ora magari se mi sente di Fastidio si arrabbia, ma insomma
sono un bel gruppo, è un gruppo che merita, ho visto anche la nuova amministrazione comunale lì è vicino, sono persone che meritano davvero questo grosso sforzo che fanno, perché fare una manifestazione di questo genere costa davvero tantissimo, impegna tantissimo, io il mio piccolo lo farò come segreteria insieme a altre persone, cosa dire, 73? 74, 75, 76. Do un grande augurio a Beppe del Bellande e a tutto il suo stupendo gruppo che ci fa un onore immenso di essere in provincia di Pistoia con delle gare che hanno una storia di 54 anni. Per l'organizzazione Mario Pieri ormai ci siamo, l'abbiamo detto da più parti in questa serata, con te cerchiamo di parlare un po' di cose tecniche. Intanto quanti sono gli iscritti? Gli iscritti ad oggi sono 170. E possiamo dire che più o meno i più papabili, quelli che comunque sono più attesi, ci sono le squadre più di grido. Ci sono. C'è il vincitore dello scorso anno, c'è il campione italiano Zamperini e poi tutte le formazioni all'infuori della Zalfedi, diciamo tutte. E quindi, come dire, anche una soddisfazione per voi, un ripagare del vostro impegno che ci mettete durante tutto l'anno? Certamente. L'impegno ce lo mettiamo e non so fino a che punto poi possiamo arrivare, però fino ad oggi grazie anche al Presidente che insomma si dà molto da fare, riusciamo a portare in porto questa corsa che ormai è la tradizione di Montecatini. Il percorso è quello consolidato degli ultimi anni? Il percorso è lo stesso degli ultimi anni perché abbiamo riscontrato che passare molte volte dal centro della città è molto meglio che andare fuori e anche per sicurezza, perché andare a fare di questi tempi una salita con poi una discesa che diventa pericolosa e tutto, insomma cerchiamo di non mettere a rischio i corridori. Tra l'altro se lo stesso Lombardia ha invertito il percorso anche quest'anno, alcune salite le fa nel senso opposto per venire incontro alla sicurezza, prendiamo anche un po' esempio. Allora, gli ingredienti ci sono tutti, non resta che aspettare domenica. Ho chiesto al Presidente Bellandi se il più è fatto, lui mi ha detto di no. Tu come mi rispondi? Il più è fatto o ancora no? No, il più è fatto perché se non fosse fatto sarebbe grave. Allora, buon divertimento per domenica. Grazie. Mario Ieri, ormai ci siamo, pochi giorni al Gran Premio Ezio del Rosso, anche quest'anno immagino nonostante le difficoltà che normalmente ci sono, però ci siamo per divertirsi e per godersi lo spettacolo. Adesso ci siamo tutti siamo. Non manca solo che il primo vincitore, per cui è nata la manifestazione, che l'hanno rammentato un po' a quella maniera, ma non è vero, perché il babbo di Giorgio corresse in bicicletta non mi risulta, comunque va bene ugualmente. Una bella collaborazione la vostra, amministrazione comunale, polizia municipale, siete una bella squadra. Ci vogliono tutti, ci vogliono. Alle volte, una volta mi vogliono candidare nella giunta e io ho bisogno di quelli verdi, di quelli rossi, di quelli gialli. Non possono venire e fare le elezioni per loro, poi dopo quella non c'è nessuno. Giuseppe Beppe Bellandi, presidente della società organizzatrice del gruppo sportivo Le Casette. Abbiamo già parlato con altri che erano presenti questa sera, ormai ci siamo, pochi giorni, il più è fatto? No, magari, no, diciamo, tante cose sono state fatte, spero che non abbiano parlato di me in mia assenza, credo. No, posso garantire di no, che non hanno parlato. No, niente. Siamo a 5 giorni dal nostro bellissimo appuntamento annuale. Questo lo dico perché per questo popolo di volontari, di innamorati del ciclismo a Montecatini, la seconda domenica d'ottobre è un appuntamento, mi perdonino, sacro. E quindi ci saremo, abbiamo fatto tanto, abbiamo dato tanto, speriamo che tutto funzioni. Speriamo che il capo ufficio non si arrabbi col tempo e quindi... Si è già arrabbiata abbastanza oggi. Se si sfoga oggi siamo tutti d'accordo, no? Quindi ce l'auguriamo. Però davvero, a parte le battute, è importante, è un appuntamento importante per tutti quelli gli appassionati di ciclismo, non solo della nostra città, ma anche un pochino di tutti quelli che vengono da tutta Italia, perché abbiamo le squadre migliori di tutta Italia, abbiamo gli atleti
migliori della categoria di tutta Italia, preso il campione italiano, e sappiamo che ci tengono, perché io ricevo le telefonate dei gruppi sportivi che si raccomandano, no, mi raccomando, sì, senz'altro, abbracciamo tutti, accogliamo tutti a braccia aperte, perché sappiamo che è una bella corsa, è una bella giornata per lo sport, è un bello spot per il ciclismo italiano che qualche campione prima o poi credo lo dovrebbe ripresentare, ma non si sa mai, no? Perché poi su queste strade hanno corso super campioni, hanno vinto in tanti, hanno perso anche in tanti. Moser non l'ha mai vinta, ma non era un ragazzo da poco, e quindi niente, la facciamo con un velo di piccolissima tristezza, perché il primo vincitore della prima edizione del Gran Premio del Rosso, Montecatinese Doc, Franco Giorgi, quest'anno è andato, lo dicevo prima, a correre in cielo. Questo è una piccola, ma è anche da una parte tristezza, ma è anche indice di una tradizione che continua e che porta avanti quello che gente come Franco aveva fatto. Niente, speriamo che tutto vada bene, speriamo davvero che ci sia una partecipazione anche di pubblico, che per noi e per chi corre è importante. Vi aspettiamo quindi con le braccia aperte domenica, con l'ultimo ringraziamento alle amministrazioni che ci supportano, ai vigili, alla polizia stradale e a tutti gli sponsor e soprattutto a tutti i volontari. Ci troviamo nei locali dell'Associazione Val di Nievole per la lotta contro i tumori, e saranno gli stessi locali che ospiteranno poi il ritrovo di partenza tra qualche giorno, e abbiamo parlato con il Presidente in questa specie di sincronia che avete trovato con un'associazione che comunque ha nel fare sport nella popolazione un punto di riferimento. È un bel collegamento questo. È una fortuna del gruppo sportivo Le Casette, del Gran Premio del Rosso, è una fortuna per la città, perché quando ci hanno accolto a braccia aperte l'Asfalt e il suo presidente Arnaldo Pieri, ci siamo sentiti di nuovo bene. Ecco, guardate, è stata una sensazione di serenità proprio così, perché questo è l'ambiente in cui si costruisce la salute, si mette in banca la salute della Val di Nievole. L'associazione, l'Asfalt vuol dire Associazione Val di Nievole per la lotta contro i tumori. Non è poco. Aver loro al nostro fianco, che ormai hanno più di 30 anni, è importantissimo, perché qui, con questa associazione, sono state salvate molte vite. Ve lo dico da medico, ve lo dico da chi ha seguito sempre questo percorso di prevenzione, e mettere accanto il gruppo sportivo Le Casette, lo sport, per quello che può dare di bene alla salute dei cittadini, con il ciclismo poi che è troppo bello, lasciatemelo. Siamo di parte? Siamo assolutamente sì, di parte, è stato la ciliegina sulla torta. Credo che sia una bella cosa. Domenica partiremo da qui con la presentazione delle squadre, faremo qui la premiazione proprio per far sentire quanto è importante questa associazione.